Italia, chi c'è oggi? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io in realtà avevo un'altra idea, poi te la racconto. Oh, guarda il camperino nuovo del Giovanni, eh? Però è sempre 5,40 vecchio, no? No, di più. No, di più, lo vedi. È un 5,50. Dovrebbe essere un 5,50. Volevi curiosare? Andiamo a curiosare. Che le sue scarpe? Sì, singala. Bello, cazzo, è tutta un'altra roba, ragazzo. Te ha fatto un affare? Fate zavare anche questo, così dopo te ha un Immer. Cazzo. Anzi, devo vedere anche se ci ha piovuto dentro. Ragazzo, ma del lusso qua. Anzi, il miracolo che... Mica, ho fatto tutto il viaggio con l'acqua e non è entrata, meno male. Bello Italia, hai visto? Raga, il divanetto qua, che dopo magari può riciclare, fare altre robette. Allora, il bagnetto qua in coda. Silicone da Che bello. fuori o da dentro l'hai messo? Senti, No, ho fatto schitta a un'altra casa cosa, a sbeccasse, senti. Bello, cazzo, che bella Guarda che dinetta. è come Pulmin, cosa c'ha? Cos'è? Non capisco. Start. Generatore? Da. Tu sapevi? Altro che tiri. Grande, cazzo. Poi è il bagno un po' più grande di Ruggine. Bello, bello. Per Cazzo, una di ripresa molto di merda spazioso, come sempre, ma... Sì, oddio, Bello, io bello. preferivo sempre Ruggine, però vabbè. Perché? Ma lì tutta quella roba lì è sacrificata. No, questo lo ricicli, fai Quel qualcos'altro. buco lì lo uso per fare la mignotta, ma è sacrificato. Ma no, ma puoi farti delle mensole, qualcosa, Sì. che finisca qua, perché sennò mi stroppi la finestra, è un peccato. No, Boh, metti... perché, Poggia non, roba, perché che- non ha gavoni esterni, tra l'altro. Appunto, qua chiudi, ti puoi fare un Vuoi gavone. fumartela? Non ha, infatti dovrò fare lì No, una questo è roba un così. sospuso. No, bello cazzo. Poi c'è i mobili che piacciono a me. Bello così. Ah, ce l'ho uguale. Quelli- L'ho buttato via perché mi pesea. E copri il lavandino. Quelli marroni li volevo. Infatti quelli marroni, Pensa a te. quelli marroni li volevo. Ragazzo, te l'ha fatto l'affare. Hai anche la mansarda più spaziosa. In realtà è, O no? è più bassa. Ah sì? De che altro? Dai. Di Ruggine rispetto a Ruggine è più bassa. Ma guarda che bella finestra. Davanti. Sì, ha il frigo anche più grande, tra l'altro. Anzi, adesso devo vedere anche la temperatura, quanto cazzo... 7 gradi. Buono. Ad arrivare da qua con... Non riesco a capire sta spia del cazzo che cos'è quando accendo il motore, si accende anche lei. Secondo me, secondo me l'hanno attaccato assieme. Ok. Hai visto Italia? Più o meno, insomma, con quelle riprese che fa singano. No, vabbè, Italia, 2000 euro gli ha dato. Porco. Qua sono venuto a prenderlo, Dai. Qui in Veneto qua. Porco can, 2000 euro qua in Veneto. Con tutto rispetto per i veneti, però insomma, per te che ne altri del solito, eh? Però ti ho detto, ha anche la doccetta per sciacquarsi la passera. Ah. Oh, ma caso è tutto... Mi mancava. Passala. Dai, che sei stata che assiga. Dai che andiamo a farci la doccia nel bagno di Michele, ma non il bagno del Vai campo, il bagno di dentro! casa sua. Allora, che maglietta mi metto? No, devo uscire con loro, metterò mica una maglietta bella, no, mettiamo una maglietta brutta. Però la tenda E la sera a casa di Michele si vede anche il mare. No, non è vero, scorsa è al massimo un fosso, cosa che mare hai avuto vero? 8 anni che lo cercavo. Non è vero. Lisa? Vediamo uno sti qua. C'è poi gay. Oh! Sì, vabbè, vieni dentro, mettire a tenda. Aspetta, oh, uno non puoi farsi a doccia, chi ti entra dentro. Brutti qui a te, va via. Boh, dai, via Italia, andiamo, ti porto in pizzeria. Si muda? No, sei già vestito, ecco Italia, niente. Bello spazioso. Te l'avevo detto che era Limousine! bella.
È più bello di quello del tuo papà questo, vero? Lo so. Infatti anche la Gioia ha detto, sono tutti belli, ma quello del papà no. Allora stasera vado a dormire a casa di Yuri. Perché ci ha messo le mani il papà, hai capito? Se non ci metteva le mani era bello quel camper lì, hai capito? Guarda che bengo. Com'è quello del papà che hai detto? È quello brutto. Ah, e perché? È brutto. Perché attacca le mani. Perché Guarda ha che bisogna toccato mettere le mascherina, mani. sennò abbiamo il coronavirus. Ah. A me no, non mi serve a me. Non ti serve il coronavirus? Neanche a me non serve. Euro, Sì, pannelli solari, generatore integrato, inverter, 2000 euro. Altro che camper mio. Porca miseria, chissà cosa scaricato su un tasso di 2000 euro. Tra l'altro il meccanico mi Cosa? ha regalato un monitor che domani veniamo. Deve essere nascosta. Sarà lì o di là? Può essere. Ma adesso No, sai dove la andiamo? camera la guarderà poi. Andiamo a mangiare la persona pizza. che- Ma il monitor lo devo utilizzare per il Però DVD. ci serve un Il bel monitor quello piccolo lo vuoi utilizzare per Esatto, Ah, ok. esatto. in realtà. perché ci siamo in tutti. Però anche sì. noi la stessa cosa, 10 giorni che a Milano sono così. Faccio il La lavoro, mamma sono un mese. e manca Mario Questo qua perché glielo Mario è facciamo a gennaio, pigrone, per il doveva lavoro di venire, invece arriverà dato tipo alle dopo 3 4 di mesi. notte Per a 4 disturbarci e a tenerci svegli No, come Yuri il va a suo, disturbare Yuri di solito. come il suo solito. Arriva con la musica volevi? tunz, 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 e senti il camper di Mario che fa così tunz, tunz, tunz. Madonna, come Hai cazzo ti capito? vedi? Mario è così. Guarda che Vero Mario? Mario! Dai! La tua telecamera. Sì, aspetta perché io ho paura perché guida il papà. Hai visto? Tu non hai paura? No, non hai paura. Ah, sei proprio sprezzante del pericolo, insomma. No, perché io mi ricordo col carrello al supermercato, il tuo papà che andava addosso a tutte le corsie, quindi ho detto, boh, chissà col camper di... Ho guidato io. Tu hai guidato il carrello? E sei andata addosso alle corsie, alle cose? Hai sbattuto? Ma lo utilizzi... No. Un po'. Ah, un po'. Perché ti ha fatto scuola guida il papà? È bello stare qui in campo. Sì, Adesso sì. facciamo questo. Sì, è come la limousine, vedi? Che bello. Anche noi ce l'abbiamo in letto in alto. Eh sì, sai come si chiama? Però non ce l'ha quello. Quelle cose lì non ce le hai. E quello piccolino Ah. no. Ah, E questi no. Questi vanetti. Non so, è Michele Galfiarelli che va a provare sospensioni. Oh! Aio! e la Ma dov'è? Ma sta andando nella parte No, è su giusta? massa, quello è poppe, quando gli hai tutto Può a massa. essere. Beh, adesso sono curioso d'Italia, vediamo perché bisogna entrare con la mascherina, no? Quindi vediamo come funziona entrare nei locali, nei ristoranti. E dopo per mangiare te la togli e sei sempre in un luogo chiuso, quindi io non capisco. Vedi, queste sono tutte le Madonne, guarda quante, che si materializzano in Veneto, cioè proprio una cosa tipica, proprio succede così qua. E ora buon posto. No, è bellissimo, praticamente funziona che entri, devi entrare con la mascherina, ok, per passare il corridoio, dopo entri qua nella stanza e tutti senza mascherina. No, è bellissima sta roba, cioè il senso proprio della storia. Gesù Cristo in mezzo alla Bruni. Fantastico. Ah, la gioia, guarda la gioia. Sei pieno di matti qua? Paese di pazzi. Ah, e ti dove ti abiti? No. Si fa pubblicità occulta. Sponsored by Pagliasso. Aspetta che ti monti mutande. No, veramente fantastico. C'è il locale chiuso, areato zero e bisogna entrare con mascherina per poi cavarsi subito. Fantastica sta È roba. come prima che ci sono la parte a doccia con la GoPro. indeciso, poi te lo Perché dico. sai che hai Sei anche indeciso? melanzane, hai la griglia, la verdura cotta e il radicchio cotto, Mi dai le verdure cotte, dai. Un po' di melanzane, non sapevano neanche loro cosa combinare. No, ho ripreso in ritardo. Cioè, Giovanni ci stava raccontando la situazione in Milano al tempo coronavirus. Poi la gente isterica, la gente terrorizzata, cioè di quelle robe che succedevano a Milano. Che Se poi riprende la gioia, Michele, Che che qua non mica si ha neghito parole perché non avevo la mascherina. Ma poi te l'ho detto a Milano. Devi veramente. mettere la mascherina. Ah, quella è sul treno, sì, ma la gente è impazzita. Ma te hai detto anche a Milano, la gente è fuori di testa.
C'era il terrore oramai di entrare in ospedale per qualcosa. Senti Michele quando prova a parlare in italiano con persone che non sono venete, occhio, attento. Hanno detto di no perché l'Elisa ha la casa, no? E quindi avendo la casa di proprietà dicono così. Ti cambia proprio l'accento, hai A meno capito? che lui per il discorso dei figli. Si cattano dappertutto, non trovare il video. Ok, non posso inquadrarlo, taglia Yuri la scena di prima, però c'è un tu qua. Fagli vedere Gioia, accendi il telefono. Guarda che bello sfondo che ha il papà. Volevo vedermelo. Dai che fra un po' arriva il momento epico che Michele paga il conto. Quindi me la devo tenere come ricordo, capisci? Cosa? Allora, mi voglio sotto qua, lo so che 7 euro. Ah, vabbè schifo fa. Tanto schifo. Ah? Sì, adesso respira. L'ultimo là. 4. C'era una pizza con la rucola. Anche uno stinco. Dialogo con gondola, gamberetti di rucola, stinco. Esatto. Sì. Però mi te pago i pisse. Io ho un punto unico. Ah, scusa. E il dolce che mi metti, e il caffè, e dopo? Che caraigo? Dopo siamo tutto, basta. Mese stinco, verdura cotta in Sì, Il stinco, verdura cotta è mio. Sì? E io ho poi l'acqua e il vino e il caffè. 8, 9, 10, 12 col caffè. 14. Mi tocca pagarmi, mi tocca pagare, No, perché il zingaro... mio segno come momento storico. Ma fatti un metti in culo. No, bip. Non ti lista veramente? Sì. Che stronzo. No, c'è un bel ricordo, no? Mica te pago e pista a te, Ah zingara. sì, dopo magari lui che crede. No, il duca. Che mica crede. Ora abbiamo le prove che Michele che paga pizza, guarda schega là, guarda che portafoglio sgonfo. Il mio se sgonfo e scontrini e il suo... 14, 42. Grazie Michele. Ah, scusami, aspetta, no, io il gaudio. Guarda che bel cielo. Bellissimo, stupendissimo, levissimo. Fammi camminata. Caborsetta? E vabbè, dove mi mette su qualcuno? Guarda. Andare così. No, mica come prima, ecco, è proprio così. Camminare Ma- così. Bravo, proprio così, No. così, proprio così. No, non è Sì, come- sì, così, no, così, è così. diversa. Qui così, da John Wayne. Dai! Che puntino al mondo è un canale VM18. Lo togli? Ma infatti è quello che voglio capire cosa è questo che dobbiamo anche capire cosa fare domani. Spegni quella luce che Perché hai al di là in realtà io lo voglio in far passare di là. Ma sì, illumina un po'. Guarda. È bello. Spari Sì, quella luce sì, così. vedi per fortuna guida bisogna che Giovanni e non il funziona, papà, però. così la pizza ci resta nel pancino. Adesso Sì, ma basta. bisogna vedere una volta che metti il Stoppiamo. dischetto, si gira, si Metto io vede, stop capisci? così. Tac. Amore, non sono soldi tuoi, Come un navigatore. sono di papà. Come un navigatore. Che, oh, e si va a comprare il drone, roba, dopo si fa pagare la pista dagli altri, è peoccioso. No, Michele ha detto dai stavolta te pago mia pizza e ho detto dove piove, difatti hai visto che alluvione che è venuta, no? Che è Siamo arrivata. arrivati di già. Tu sei Zingaro. No, Sì, no. sto imitando Yuri. No, vedi è lui così, vedi? È lui così che adesso la gira e sai che questa notte il papà dorme nel camper di Giovanni mentre il Singano dorme nel camper di Allora Singano. tutti vado dove si dorme sul capo dello zingaro stasera. No, anche te? metto le sbarre di acciaio col filo spinato e mine anti-uomo.